Vi ringrazio tutti per essere rimasti fino a quest'ora, quelli che ci sono, i molti che ci sono stati stamattina, perché ripeto, per lavorare in questo modo veramente è un gruppo molto folto e comincia anche diversamente dalle nostre aspettative, ma questo ci fa molto piacere, diventa anche difficile la gestione di far partecipare veramente tutti, nel senso buono vorrei dire, dove dentro la partecipazione ci sta la responsabilità, perché mi pareva quello un passaggio importante, sia pure... E noi ci crediamo profondamente che per avere quella nuova visione che consente ai decisori delle scelte insomma, politiche, nel senso buono politiche, bisogna che le visioni siano condivise dai decisori in qualche modo con chi è persona che vive un territorio, lo abita e ne è parte integrante. Ed è proprio l'origine, come dire, del percorso che abbiamo fatto anche nella prima giornata di Lamon. Siccome veramente ci viene chiesto un cambiamento importante, perché il mondo è cambiato, perché stiamo dentro a questa cosa che veniva descritta prima, no? Anche il tema dell'autonomia, che può sembrare piccino oggi, ma fino a ieri, fino a che non si è tirato un sospiro sulla Scozia anche in Europa, non era proprio un tema così piccino, ma il tema che è stato detto all'inizio, io credo profondamente, è che se i soggetti, gli abitanti di un territorio vivono le diversità non come una ricchezza, no? Che può essere messa a tema, ma come un'ingiustizia, un privilegio, perché qualcun altro può fare turismo con finanziamenti che noi non abbiamo, faccio un esempio, non è una questione di localismo, è una questione di strumenti, per cui la tua visione ha bisogno anche degli strumenti. Dopodiché sei portato da politiche, come dire, non molto alte, solo alla divisione, allo scontro, piuttosto che alla costruzione di quella visione per andare oltre. Ecco, io credo che il livello regionale, pur con tutti i dubbi che giustamente poni tu, io ho molte serie domande, punti di domanda sui provvedimenti che abbiamo votato, diciamo così, sulla riorganizzazione dei livelli di governance sui territori. Ne ho molte e non ci sono neanche luoghi in cui possiamo, come dire, approfondire, neanche il Parlamento è il luogo in cui li abbiamo approfonditi a sufficienza prima di votarli. Però insomma ci sono questi strumenti. Se noi non affrontiamo e non mastichiamo, digeriamo, no? Le cose meravigliose dell'università non diventano poi qualcosa che viene anche digerito sui territori della popolazione. Noi quella visione non la condivideremo a sufficienza per raggiungere poi gli obiettivi, perché oggi la gente vuole da un lato stare comoda a casa sua e gli risolve ogni problema, ma siccome oggi non potrà più funzionare così perché la spesa pubblica non lo consente più, proprio va dalla sostanza, l'unico modo per rimettersi in gioco è quello di rimettersi in gioco insieme, e per farlo bisogna fare la fatica della condivisione della visione, di avere, quando l'elettore ti va a votare, condivide quella visione, ti dà gli strumenti per realizzarla, perché se invece tu politico pensi che adesso si vota e per avere il voto devi fare un certo tipo, dare una certa visione, divide o timpera, che è molto di moda nell'epoca della comunicazione politica, divide o timpera, perché così poi ti porti a casa il consenso che ti permette di continuare a gestire il potere e continui in questo percorso che non ti aiuta al cambiamento di visione, perché non chiedi al cittadino di partecipare, di prendersi il suo pezzo di responsabilità. Oggi l'abbiamo anche intravisto sulla questione della cultura, della protezione civile, della gestione del territorio. Cioè, se non c'è questo passaggio, che è faticoso anche per il decisore politico, gli amministratori che sono qua per condividere sui territori, per masticare la ricerca e la conoscenza dell'università e portarlo in mezzo alle comunità che devono diventare protagoniste, se non c'è tutto questo lavoro che è faticoso, grandi passi in avanti non ne facciamo, andremo di elezione in elezione, decisori politici che chiedono consenso per continuare a gestire il potere, ma quella grande visione, quella discontinuità di progetto di cui abbiamo estremo bisogno, condivisa, sia pur con gli strumenti inadeguati delle governance che stiamo mettendo in campo, perché io qualche critica ce l'ho, parlare di città metropolitane per alcune di quelle che abbiamo stabilito che lo sono, ma una grande cazzata. Però detto questo, mettiamoci in movimento con gli strumenti inadeguati che ci sono, ma lavorando insieme, condividendo scelte, visioni, scelte e responsabilità, credo sia l'unico strumento. Questi sono piccoli cenacoli, se volete, ma fondamentali per me, per fare per il momento, per il periodo in cui avrò ancora rappresentanza, per cercare di fare meglio il compito mio, ma nello stesso tempo per metterci in gioco i nostri strumenti, quelli che ho io, quelli che hanno amministratori che sono qui, per davvero provare a cambiare. Non abbiamo molto tempo. E le scelte, io per questo mi sono messa in movimento con altri amministratori, amici, e vi ringrazio tutti, anche quelli che partecipano, avendo capito che si va oltre anche il tema della stessa sinistra, dello stesso Partito Democratico, perché in gioco molto di più che la gestione del potere, che il cambio del potere, che gioca molto di più.
Ecco, io vi ringrazio davvero tutti, perché la mia speranza è che riusciamo a far uscire alla fine di questo percorso, che non si deve fermare, ma intanto ha un obiettivo di progetto per il governo e il buon governo della regione da mettere a disposizione. Io spero che poi continuerà, anche perché è un lavoro grande che abbiamo davanti a noi e di cui penso ne abbiamo la responsabilità per il pezzetto di tempo in cui ci è data questa responsabilità. Grazie.